Produzione, ordini piatti, quadro internazionale tossico dalla Brexit all'Iran, ma soprattutto crollo verticale della fiducia. È una fotografia impietosa quella scattata da Assindustria Veneto Centro, reduce da un'analisi a campione su ben 576 aziende tra Treviso e Padova. A sostenere che il 2020 sarà un anno incerto sono più di 7 imprenditori su 10, per gli altri sarà negativo, fatta eccezione per pochi inguaribili ottimisti, il 6%, il minimo dall'inizio della rilevazione nel 2017. Per la numero 1 degli industriali sale lo spread della sfiducia. Il vero spread è la sfiducia, ovvero sia noi parliamo sempre dal punto di vista finanziario di spread, ma quel differenziale che di fatto muove l'economia è rappresentato appunto dalla fiducia. Addirittura di ultima chiamata per l'industria parla il vice di Piovesana, il padovano Massimo Finco. Siamo tornati a crescita zero, ma la politica parla d'altro, tuona contro i palazzi del potere. Da qui la proposta immediata al governo, stop a quota 100 e reddito di cittadinanza per finanziare un drastico taglio al cuneo fiscale. Noi pensiamo che serve effettivamente ripensare a quelle che sono state le politiche e le iniziative che il governo ha fatto in questi ultimi anni e rivedere invece questi temi che riguardano l'assistenzialismo per invece spostarli su quello che è il reddito da lavoro. Tornando all'indagine, preoccupa il mercato interno, regge invece l'estero. Certo, la recessione tedesca nell'auto fa paura, così come la guerra dei dazi. Sul fronte del lavoro la maggioranza prevede una sostanziale stabilità dei livelli occupazionali. 1 su 3 comunque dichiara di voler assumere. Fermi al palo gli investimenti.